Di nuovo accesi i lampeggianti dell'autostart per questo secondo tentativo di partenza, per questa prima corsa del 23° convegno 2026, è il premio Badalocchio, una dotazione di 4.620 euro riservata a cavalli europei di 4 anni, vincitori da Euro 1000 a Euro 6000. Corsa sul miglio, i cavalli stanno ripetendo l'allineamento, sono a metà della curva. E al momento le quote hanno confermato i favori del pronostico per Ginevra Jet con il numero 2, poi abbiamo Ganza, il controfavorito a 3, e poi Gius Valla con il numero 8, il terzo incomodo in questo momento alla quota di 5. Stavolta non sembrano esserci problemi, la macchina lancia i cavalli, stavolta più veloce è Ganza, di fianco a lei Go On Crazy Boy Joe, mentre sbaglia il numero 5 Gretel, quindi davanti a tutti ci va Ganza Gretel, e precede al suo squalificato. esterno il numero 6, mentre i cavalli mano a mano incominciano già a mettersi in fila indiana con il numero 3 di Gigi Adider che ha preso la seconda posizione. Andiamo al primo paletto in un parziale assolutamente blando, 15, quindi non c'è stato grande strappo. Ganza comanda, dietro di lei abbiamo Gigi Adider e a destra troviamo Go On Crazy Boy Joe. Poi in terza posizione dell'accordo Grifondoro Adri, poi il gruppo molto sgranato. Arriviamo ai 400 metri in 36, quindi due paletti più o meno da 15, tutto in modo molto conservativo, nulla ovviamente muta e adesso il gruppo ovviamente si compatta vista l'andatura assolutamente molto calma. Arriviamo ai 600 metri ancora con un'andatura di tutto comodo, 47,3. Vincenzo Lungo ovviamente non ha motivi di accelerare, forse i motivi arrivano adesso, arrivano dalla terza ruota di Gius Valla che davanti alle tribune fa una volata, prova a mettersi davanti a Go On Crazy Boy Joe, 1,15 per gli 800 metri, non riesce l'azione di sfondamento di Gius Valla che deve ripiegare in schiena Go On Crazy Boy Joe, ma ovviamente questa sventagliata ha dato l'avvio a un'accelerazione del gruppo e non per niente 14,6 la velocità con cui è stata compiuta l'attraversamento della penultima curva. Go On Crazy Boy Joe incomincia a spingere forte a destra di Ganza che è stata leader dall'inizio e arriviamo agli ultimi 400 metri, abbiamo ancora un 14,7. Ganza resiste al momento a Go On Crazy Boy Joe, mentre in terza ruota prova ad avvicinarsi Ginevra Jet. Go On Crazy Boy Joe sembra riuscire a sfondare e quindi a mettersi nella prima posizione quando si entra in retta d'arrivo. 15,3 la curva, non si è andato così veloci. Ginevra Jet arriva davvero molto forte, Ginevra Jet all'interno Go On Crazy Boy Joe, all'interno abbiamo Gigi Adider, ma vince Ginevra Jet davanti a Gigi Adider e poi Go On Crazy Boy Joe. 1,15, 14,4 per la retta, 2,4,5 per il rotolo intero, seconda vittoria consecutiva per Ginevra Jet, controllata ovviamente a dovere dal suo interprete Roberto Vecchione, che è riuscita nel finale a mettere qualcosa davanti a Gigi Adider che arriva al secondo posto. Terza, ripeto ancora, Go On Crazy Boy Joe, e andiamo quindi a dichiarare la vittoria dell'allievo di Roberto Vecchione per Paolo Romanelli, una femmina da Booster Winder e Sara Tess di proprietà della signora Karim Walter.